Carlo Berlese, direttore del coro ANA di Vittorio Veneto, qualche istante fa è finita la vostra esibizione in uno dei concerti nella serata del sabato della Dunata degli Alpini a Vicenza. Quali emozioni? È sempre una grande emozione cantare a questi concerti della Dunata perché ci sente un forte abbraccio del pubblico che è sempre numeroso e molto caloroso e condivide con noi i valori di quello che cantiamo. Proprio mentre stiamo cantando sentiamo proprio che il nostro canto, le nostre emozioni trovano sintonia con il pubblico che ci applaude e ci dà forza di esprimerci sempre al massimo. Che cosa vuol dire dirigere il coro ANA di Vittorio Veneto? È difficile da spiegare un po', però intanto più di 60 anni di storia e quindi anche una eredità. Abbiamo l'eredità dei grandi personaggi quali è Frank Casagrande, che ci ha lasciato tante belle armonizzazioni, ci ha lasciato uno stile e ci ha lasciato anche un suono, un pathos del coro, il pathos che si manifesta a volte in maniera anche strana, così inaspettata, proprio durante questi concerti. Si sente proprio il coro che si trasforma e diventa una macchina da suono, una scatola armonica che a volte alle prove non è proprio sempre così. Ad applaudirvi c'era anche il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne, un pubblico molto numeroso, quindi soddisfatti di questo concerto. Sì, siamo soddisfatti perché abbiamo cantato anche con dei cori prestigiosi e quindi anche in una sede prestigiosa come il Tempio della Santa Corona qui a Vicenza. E il nostro presidente non manca mai di seguirci, insomma siamo il suo coro sezionale per cui lui ci segue sempre con grande interesse e ci sostiene. E domani la grande sfilata. Domani grande sfilata, altra grande emozione, sarà sicuramente un grande abbraccio di folla con una bellissima giornata e che lascerà sempre un traguardo, un ricordo indimenticabile nei nostri cuori.